Ma ciao a tutti amici da Napoliello 87. Allora siamo qui oggi per parlare del calciomercato del Napoli. Sì, le entrate, le uscite, insomma, noi non usciamo, noi stiamo a casa, non usciamo e non entriamo. Entriamo sì per chi va a lavorare, ma per chi deve stare a casa non entra e non esce, sta sulla casa. Parlando del calciomercato, il Napoli si fanno i nomi in uscita sono Meret, Meret potrebbe uscire dal Napoli, sì, perché con Gattuso non ha trovato la continuità, non ha trovato quel posto da titolare che aveva con Ancelotti, che ha avuto le ultime stagioni. Cioè, come si fa? Cioè, io un portiere così, con un talento così, ultimamente al Napoli raramente si era visto. Vabbè, Reina è stato un grande portiere, niente da togliere a Reina, ma Meret ha fatto vedere veramente delle cose importanti, delle cose interessanti. E quello è un portiere giovane che secondo me può diventare, se non il più forte in Serie A, uno dei più forti secondo me, non perché gioca nel Napoli. Io sono sicuro, ne sono certo che se Meret parte e va in qualsiasi squadra in Italia oppure in Europa dimostrerà il suo valore. E vedrete che io non sbaglierò su questa cosa. Meret diventerà uno dei più forti portieri in Italia. E niente, riguardo la difesa, parla anche di Gulam in uscita. Ovviamente per Gulam sono d'accordo perché Gulam, sì, prima che si facesse male, era uno dei più forti terzini in Serie A, comunque fra i più forti terzini in Serie A. Peccato per quell'infortunio che l'ha un po' condannato al giocatore perché poi non è stato più lui, non ha trovato più lo spazio, ha avuto paura quelle poche volte che ha giocato, non ha tentato perché aveva paura di spingere oppure andare a contrasto, cioè la paura l'ha messo in difficoltà e per questo secondo me è giusto cederlo perché secondo me non è più all'altezza, non è più a livello di prima, di quando l'abbiamo visto giocare nel medio della stagione al Napoli, nel medio del suo a Napoli. Riguardo l'altro terzino, Esai, potrebbe essere in uscita, potrebbe essere riconfermato perché qualche altra prestazione buona, quando l'abbiamo rivisto con Gattuso, l'ha fatta, perché difensivamente non è così male, rivedendolo, no? Anche se ci sono dubbi sui Sai e potrebbe essere ceduto, mentre io terrei di più al Napoli più che Sai Mario Rui, perché secondo me Mario Rui spinge di più, salta l'uomo e l'abbiamo visto anche con il Barcellona che partita ha fatto, uno dei migliori è stato Mario Rui. Terrei più Mario Rui, Koulibaly è una di queste, anche Koulibaly, perché Koulibaly ovviamente al Napoli dopo l'infortunio anche lui è stato messo un po' da parte. Il Napoli ha trovato lo giusto equilibrio con Manolas e Maksimovic, MM, la coppia perfetta, il serbo e il greco, i due nazionali che secondo me hanno formato una coppia perfetta per il nostro Napoli, ragazzi, veramente, perché Maksimovic fa il fermo avanti alla difesa, Manolas esce palla al piede, anche a prendere il pallone dagli attaccanti, hanno trovato lo giusto equilibrio, mentre magari Maksimovic e Koulibaly erano uguali, cioè uscivano tutte e due e comunque lasciavano i buchi per poi far entrare gli attaccanti, insomma, lasciavano gli spazi, mentre così ha trovato la giusta compattezza e il giusto equilibrio. Per questo sì, dispiace con tutto il cuore, ma io sacrificherei Koulibaly anche per questione di soldi, perché poi non sai un domani quanti soldi ti potrebbero entrare, quanto potrebbe valere ancora Koulibaly. Perché ora, secondo me, ora è il momento giusto di vendere Koulibaly, fare cassa e vedere i reparti dove aggiustare e aggiustare i reparti, perché il Napoli deve migliorarsi a livello di rosa, sia come perché diciamo nei titolari siamo molto forti. Manca qualcosina ancora per migliorarci in panchina, per allungare la squadra, per essere più competitivi a livello della Juve, dello stesso Inter, perché l'Inter attualmente forse non lo so se è pari a noi o ha qualcosina in più. Noi dovremo quantomeno avvicinarci alla Juventus e sorpassare l'Inter. E con un tesoretto di Koulibaly perché non saranno più i 130 milioni, nemmeno i 100 secondo me, ma 80-70 milioni li ricaveresti da Koulibaly.
Poi andiamo al centrocampo, c'è Allan, che Allan anche lui Gattuso non lo ritiene nei suoi piani, come state vedendo sta giocando pochissimo, entra nel finale, il Napoli ha il centrocampo ormai diciamo titolare che sarebbe Demme, Fabian Ruiz e Zelinski dall'altra parte. Poi c'è Lobotka che piano piano si inserirà e prenderà piede pure lui in questo Napoli. C'è il Massa, anche lui un'ottima riserva che piano piano crescerà e verrà fuori il suo talento che già ha dimostrato in qualche partita. Niente, a parte Allan, penso a centrocampo partirà solo lui, è il possibile partente. Poi sì, sugli esterni c'è Callecon che non sta rendendo più come prima, dispiace tantissimo di cuore, Callecon ha dato tantissimo per la nostra maglia, ma è giusto così, che è arrivata anche, cioè per tutti arriva una fine, anche per lui sta arrivando la fine di confermarsi al Napoli. Non avrei mai voluto che andasse via, però ragazzi uno sforzo va fatto e il Napoli deve migliorarsi in ogni reparto e deve essere costante, non può avere un fermo su qualche reparto. Perché comunque Callecon si è fermato, non è più quello di una volta, lo sappiamo tutti. Mentre Amin Younes, anche lui ha trovato poco spazio, anche lui potrebbe partire. In attacco si parla anche della partenza di Milik, la possibile partenza di Arkadiusz Milik, nonostante nel Napoli abbia trovato gol, ma non ha quella giusta, secondo me non ha quella continuità, non ha una continuità costante, però i suoi gol li fa. Non c'è nulla da dire, però poi andremo a parlare anche di quest'altro. Mentre di Mertens si parlerebbe anche lui di una possibile cessione, ma il Napoli sta trovando l'accordo e secondo me Mertens rinnoverà col Napoli e rimarrà fino a fine carriera con noi. Ecco, ora passiamo ai possibili acquisti del Napoli. Come terzini si parla di quello dell'Olympiakos, con 10 milioni te lo porti a casa, che non è male, anzi è anche diciamo nazionale greco, è un giocatore interessante per il Napoli, perché con Marquinhos vedere come rientrerà nel Napoli, se sarà lo stesso Marquinhos, perché abbiamo visto Thuram, abbiamo visto le difficoltà che ha avuto, non vorrei che fosse così anche per Marquinhos, speriamo di no. Però è giusto avere garanzie, è giusto avere la panchina un po' più lunga. Poi c'è l'altro nome che è Arias, che il Napoli su questo profilo c'è stato già da 2 anni. E lo stesso Arias giocava nell'Olympiakos, poi è andato nell'Atletico Madrid e ora sembra che nell'Atletico non abbia trovato il giusto spazio per giocare. E allora il Napoli potrebbe pensare di portarlo a casa, di poter prendere questo giocatore che desidera da un po' di tempo. Devo dirvi ragazzi che Arias è un profilo ancora più importante perché l'ho seguito, giocatore anche della nazionale venezuelana, un giocatore che spinge tanto e a me piace, un giocatore che salta anche l'uomo, sarei tentato a prenderlo anche questo. Insomma, sono 2 profili che cerca il Napoli sulle fasce, anzi c'è il terzo, classe 96, sempre greco dell'Olympiakos, mi sembra under 20, 21, ora non mi ricordo. Comunque io punterei più su quegli altri 2 profili perché l'altro è troppo giovane, invece gli altri già sono affermati, giocano entrambi nelle rispettive nazionali e io andrei su quei 2 profili. Riguardo il centrocampo il Napoli è interessato a qualche altro giocatore, ci sono altri profili, c'è anche Gozze che potrebbe fare sia esterno e potrebbe giocare anche a centrocampo, ala di centrocampo, poi c'è qualche altro nome tipo Bonaventura del Milan. Allora cosa penso di Bonaventura? Sì, è un giocatore interessante, un giocatore che a me piace, ha tanta qualità, però il problema di Bonaventura qual è? Che ha troppo infortunio, è sempre rotto, cioè non è un giocatore che ti può garantire continuità, perché è un giocatore appunto che poi ti si fa male e poi stai messo in da cacca, dici ma e cose come stanno? Stai messo male se si fa male un giocatore a centrocampo. Il Napoli deve avere la panchina lunga, è giusto che vada su altri profili di centrocampo secondo me. Oltre a Lobotka e Elmas in panchina deve avere qualcun altro se parte Allan. Ovviamente si parla anche di Kessie, anche Kessie è un altro ovviamente che non mi piace. Comunque ci saranno altri profili interessanti, secondo me il Napoli deve seguire altri profili tipo Torreira. Se il Napoli ritorna su Torreira sarei contento perché a me è un giocatore che piace tantissimo per sostituire Allan. Riguardo il reparto offensivo c'è Milik che potrebbe essere in partenza, come vi ho detto, potrebbe rientrare nel piano del Napoli. Ibrahimovic, come si dice, il Napoli potrebbe tuffarsi su Ibrahimovic.
Allora, cosa ne penso io? Se devi dare Milik per Ibrahimovic, dico che Ibrahimovic è un fuoriclasse, ma c'ha 38 anni. Quando lo tieni per un anno? Anche Mertens c'ha 32 anni. E che fai? Ti fai la pensione in attacco. Devi avere comunque una punta giovane perché poi quando Mertens arriverà a finire con il Napoli deve avere già l'attaccante pronto, l'attaccante che è cresciuto insieme a Mertens. E io ovviamente Ibrahimovic con tutto che è un grande giocatore, è un campione, non lo prenderei, mi terrei comunque Milik. Se poi dovessi fare il sacrificio per dar via Milik per prendere Immobile, allora ti direi fallo subito, subito te lo do. Non è che Milik fa schifo, ragazzi, chiariamoci, ma Immobile è più costante, ha più continuità di Milik, fa più gol. Secondo me è più, cioè la vede di più la porta. È questo. Non è che Milik fa schifo, ve lo ripeto, Milik segna, soltanto che Immobile è più costante. Niente, riguardo Belotti, poi siamo lì, Belotti e Milik più o meno sono uguali, segnano entrambi, però non hanno quella costanza, quella continuità che ha Immobile. Allora Milik a quel punto me lo tengo, cioè in questo modo lo cambierei solo per Immobile. Poi se dovesse venire Cavani, ci pensiamo un attimo perché Cavani comunque ha 32 anni come Mertens, è vero anche lui non è un profilo giovanissimo, lì ci penserai un attimo perché dici Cavani, cacchio, Cavani ti può fare almeno 2 o 3 anni ancora di differenza. Nel frattempo, quei 2 o 3 anni che c'hai Cavani, ti puoi cercare un altro attaccante. Mentre se prendi un attaccante di 38 anni, cioè non c'hai tempo nemmeno di cercarti quell'altro attaccante. Mettiamo le cose come stanno. Cioè, Cavani è un altro paio di maniche. Andresti a formare una coppia Cavani-Mertens, ma anche Ibrahimovic diciamo che sarebbe perfetto per il Napoli, però appunto c'ha 38 anni ragazzi, cioè ti fa un anno e tu ti devi muovere già per l'altro attaccante, invece Cavani ti viene, c'ha 32 anni, ti può fare almeno altri 2 o 3 anni e in quei 2 o 3 anni ti può muovere di più, però io sarei più tentato per prendere uno come Immobile o tenermi Milik, oppure un altro giovane, cioè sempre forte come Jovic. Jovic è forte, ha qualità, secondo me lui potrebbe fare al caso del Napoli. Riguardo Gozze sarebbe perfetto per il Napoli, appunto se parte Callecon e Amin, Gozze può giocare esterno nel Napoli, anche lui è un giocatore di qualità, lo prenderei. Niente amici, fatemi sapere voi chi prendereste nel Napoli e chi mandereste via dal Napoli. Me lo scrivete nei commenti e io vi risponderò, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 e cliccate su iscriviti, iscrivetevi, Buona serata a tutti amici, da Napoliello87, Forza Naples, waiu!